Lunedì 5 febbraio, buongiorno, ben ritrovati, siamo puntuali come sempre alle 12 per raccontarvi, portarvi insieme a noi tra le notizie principali della giornata dalle nostre sedi venete. Come sempre avremo in apertura la cronaca, torneremo a parlare di zone rosse a Padova, parleremo di spaccate, dell'allarme spaccate a Mestre, vi racconteremo anche di un'operazione dei Carabinieri di Treviso sul fronte truffe agli anziani, un'aggressione a Vicenza, insomma tanta cronaca. Partiamo da Padova con un uomo, un 57enne romano, arrestato dalla polizia dopo essere riuscito ad estorcere 1.000 euro ad una ragazza. È stato arrestato dalla polizia un uomo di 57 anni, senza fissa dimora, accusato di aver estorto 1.000 euro a una ragazza fingendosi maresciallo della polizia, un grado peraltro inesistente. Infatti, una ragazza padovana viene avvicinata da una persona ben vestita che afferma di essere un maresciallo e l'accusa di averla vista e filmata mentre comprava un pezzetto di hashish. Per questo doveva accompagnarla in caserma, perquisirla, e della cosa ne sarebbero venuti a conoscenza anche i familiari. Davanti alla reazione sconvolta della giovane, che teme di perdere anche il posto di lavoro, l'uomo chiede, facendole credere che avrebbe così messo tutto a tacere, 300 euro che la ragazza preleva a un bancomat e gli consegna. Il giorno dopo però riceve una telefonata dal finto maresciallo che le dice di aver saputo che altri colleghi avevano fotografato e filmato la scena e chiede altri 700 euro che la giovane, ormai terrorizzata, riesce a recuperare tra i suoi risparmi e quelli del fidanzato. Nuova telefonata, altri 1.500 euro la richiesta e a quel punto la ragazza presenta denuncia in questura. Gli agenti si appostano in borghese in Piazza dei Signori a Padova e bloccano il 57enne, convinto di ricevere i soldi. Con sé aveva anche la riproduzione di una pistola semiautomatica senza tappo rosso. Già noto per altri episodi simili, l'uomo di Roma è stato trasferito in carcere per tentata estorsione. Il giudice ha inoltre disposto il divieto di avvicinamento alla vittima a meno di 500 metri e l'applicazione del braccialetto elettronico. Un camionista è morto questa mattina intorno alle 6:30, si trovava alla guida di un mezzo pesante lungo l'autostrada A4 nel tratto tra San Donà e Cessalto in direzione Trieste. L'uomo avrebbe avuto un malore, avrebbe accostato il tir finendo contro le barriere di sicurezza laterali, continuando la sua corsa per circa 200 metri prima di fermarsi. Un tentativo appunto di accostare a destra nella corsia di emergenza. I sanitari del 118 accorsi sul posto hanno tentato di rianimarlo, ma purtroppo per il camionista non c'era più nulla da fare. L'incidente ha causato rallentamenti nella circolazione con il formarsi di code sul posto. Oltre alla polizia stradale e i vigili del fuoco è intervenuto anche il personale di Autostrade Alto Adriatico. Le sue condizioni sono ancora critiche e non può lasciare la terapia intensiva. Slitta ancora l'interrogatorio della 55enne trovata mercoledì scorso in fin di vita accanto al corpo del compagno che si era suicidato in una villetta a Borgo Veneto. Siamo in provincia di Padova. La donna è fuori pericolo ma ancora non può sostenere un dialogo con i carabinieri che attendono di interrogarla per ricostruire quanto accaduto. Intanto oggi la salma di Silvano Vigato verrà restituita ai familiari che potranno definire la data dei funerali. La polizia di Padova, quindi restiamo in provincia di Padova, cerca di dare un nome alle persone inquadrate dalle telecamere di videosorveglianza della stazione di Montagnana, dove, lo ricorderete, la mattina del 16 gennaio venne trovata una catena, quelle che si usano per legare le biciclette, sui cavi dell'alta tensione di un binario ferroviario. Si starebbe chiudendo il cerchio sull'autore del lancio di un lucchetto da bicicletta sui cavi della tensione alla stazione di Montagnana nella Bassa Padovana lo scorso 16 gennaio. Gli agenti della Digos di Padova, infatti, visionando le telecamere della zona, hanno individuato un piccolo gruppo di persone che quella notte entra nello scalo ferroviario per uscirne pochi minuti dopo. Uno spunto per ora, volti senza un nome che però può portare all'identificazione di chi ha lanciato la catena sui cavi che avrebbe potuto causare il distaccamento del pantografo in un treno di passaggio. Gli uomini della questura stanno anche scandagliando il web per cercare un'eventuale rivendicazione del gesto.
osservate speciali le chat dei canali Telegram, un sistema di messaggistica che garantisce un forte anonimato. Per la Procura di Rovigo, che sul caso ha aperto un fascicolo di indagine contro ignoti, ipotizzando le accuse di sabotaggio e attentato alla sicurezza dei trasporti, l'episodio di Montagnana si aggiunge ai 396 casi sospetti di incidenti sulle linee ferroviarie segnalati dal gruppo FS in quella settimana di metà gennaio. È stato ritrovato nel fiume Tergola, restiamo quindi in provincia di Padova, il corpo del 58enne di Vigonza che si era allontanato da casa lo scorso 23 gennaio. Ahimè si è concretizzata l'ipotesi più infausta che tutti noi speravamo non si verificasse, ha dichiarato il sindaco Gianmaria Boscaro. Ora non ci resta che pregare per lui e per i suoi cari che lo stanno piangendo. È stato ripescato dal fiume Tergola a Vigonza, all'altezza del lungargine sinistro, il corpo senza vita di Stefano Bocconcello, la cui scomparsa era stata denunciata dai familiari e ai carabinieri di Pionca di Vigonza il 24 gennaio. Il corpo non presenta segni di violenza. A recuperare il 58enne di Codivernarolo, frazione di Vigonza, che si era allontanato da casa, sono stati i vigili del fuoco di Abano e la salma è stata poi trasportata all'obitorio di Padova a disposizione del magistrato che farà eseguire l'autopsia. Si conclude così nel modo più tragico la vicenda del 58enne che si era allontanato il 23 gennaio dopo che decine di volontari della Protezione Civile, carabinieri e vigili del fuoco avevano ispezionato per giorni campi, fossati e rifugi improvvisati nelle campagne della zona. Anche le ricerche erano state sospese. La Procura di Padova aveva aperto un fascicolo d'inchiesta senza indagati per poter proseguire le indagini. Quindi, in queste ore, l'epilogo con il tragico ritrovamento. L'Agenzia delle Entrate ha disposto la cessazione d'ufficio di 26 partite IVA aperte in provincia di Treviso dal 2022 al 2024 che la Guardia di Finanza ha segnalato e che sarebbero state aperte per effettuare truffe sulla vendita di auto di grossa cilindrata. Le Fiamme Gialle di Treviso hanno svolto indagini sul campo attraverso il controllo del territorio e successivamente, grazie alle informazioni ricavate dalle banche dati nel settore delle auto usate, che è frequentemente al centro di frodi nelle fatturazioni o per la vendita attraverso piattaforme di annuncio online su veicoli in realtà non disponibili. Una volta individuati i target sospetti, le attività investigative si sono concretizzate in sopralluoghi nelle sedi operative dichiarate, dove è stata accertata l'assenza delle imprese di fatto domiciliate in immobili residenziali senza struttura organizzativa né personale dipendente. Alla richiesta dei finanzieri di fornire informazioni, la maggior parte dei titolari non ha risposto, limitandosi a fornire informazioni inattendibili e incomplete. Alcuni di loro sono anche risultati già coinvolti in truffe a persone interessate ad acquistare auto di pregio a prezzi vantaggiosi. Aveva minacciato, ve lo abbiamo raccontato nei nostri telegiornali, di dare fuoco alla casa dove vive con la nonna. Poi hanno messo una bombola di gas e lanciato fumogeni contro le forze dell'ordine. Disposto il TSO per il 39enne di Mogliano, arrestato e ora ricoverato nel reparto di neuropsichiatria dell'ospedale di Treviso. Le dichiarazioni del sindaco Bortolato, che dice sbagliato il rilascio dopo l'arresto. La cosa sbagliata di tutta questa vicenda è che è stato rimesso in libertà dopo che aveva compiuto quello che ha fatto e poteva riaccadere, poteva accadere il peggio, poteva succedere un incendio, poteva succedere un'esplosione. Prima di liberare queste persone va valutata bene la situazione. Una vicenda che ha tenuto la comunità moglianese con il fiato sospeso per un'intera giornata e che grazie all'intervento tempestivo delle forze dell'ordine si è risolta nel migliore dei modi. È il sindaco Bortolato a sottolineare la pericolosità del rilascio del 39enne dopo l'arresto per aver minacciato di dar fuoco alla villetta di Mogliano dove vive con la nonna in località marocchesa. L'uomo aveva già precedenti di polizia ed è stato trovato sotto l'effetto di sostanze stupefacenti. Va valutata bene la situazione ed è un peccato far lavorare due volte gli agenti e mettere a rischio anche le loro vite in queste situazioni molto difficili. È stato arrestato, è stato portato al pronto soccorso e dato in carico alla neuropsichiatria di Treviso.
Fortunatamente insomma, è finita bene, ma poteva finire male. Attualmente è ricoverato all'ospedale Cafoncello, sono in corso accertamenti sulle sue condizioni di salute. All'arrivo dei carabinieri e dei vigili del fuoco, il 39enne aveva lanciato loro addosso un fumogeno, poi dopo l'arresto e la scarcerazione avvenuta qualche ora più tardi, si è barricato in casa minacciando il suicidio e manomettendo una bombola a gas. C'è stato allarme, io ringrazio tutte le forze dell'ordine che sono intervenute, quindi i carabinieri, i vigili del fuoco, e ringrazio anche la nostra polizia locale che è intervenuta nella vicenda. Aveva fatto ricorso contro il foglio di via obbligatorio emesso dal questore nei suoi confronti per aver insultato e oltraggiato i poliziotti intervenuti per fermare una gara clandestina di moto. Il TAR ha respinto la richiesta di annullamento avanzata da un 53enne padovano che lo scorso 15 settembre aveva rivolto insulti ai poliziotti che stavano identificando i partecipanti di un raduno di moto abusivo in via Svezia, in zona industriale a Padova. L'uomo residente nei Colli aveva cercato di impedire l'identificazione, aveva rivolto frasi discriminatorie contro gli agenti, il tutto mentre veniva ripreso dai cellulari di alcuni partecipanti. Circa 300 i motociclisti che erano arrivati a Padova per una gara e per commemorare uno youtuber morto in un incidente qualche giorno prima. Torniamo all'assalto, anzi no, andiamo subito a Mestre dalla nostra Anna Maria Parisi. Ve l'avevo detto in apertura di questo allarme spaccato, è un ennesimo colpo e si tratta addirittura del 10° colpo. Questa attività di Piazzale Da Vinci con Anna Maria Parisi, Sandro Ponchio, anche il titolare Adriano Ghedin. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno Francesca, eccoci in diretta proprio all'interno dell'attività del negozio Primo Benessere MAD di Piazzale Leonardo Da Vinci a Mestre, che ha subito l'ennesima spaccata, la 10ª, una spaccata erotica, così l'ha definita il titolare, il signor Adriano Ghedin, esatto, che ci mostra la foto di come ha trovato la sua vetrina aprendo l'attività giusto ieri. Ieri mattina. Niente, erotica perché? Perché praticamente sono entrati, hanno spaccato ed è entrata questa persona e il negozio era rimasto più o meno senza toccare niente, anche la cassa non c'erano soldi, perciò non hanno preso. Però nella vetrina qui a fianco, dove sono i prodotti rinvigorenti, Forcex, sono prodotti che aiutano la libidine della persona e che loro ne fanno uso, e qui mancavano una decina di prodotti, anche di più, perché era tutto mosso, presi in fretta, che adesso abbiamo rimesso a posto e poi penso siano usciti e andati senza prendere altri integratori, perché da noi gli integratori sono prodotti che loro non conoscono, tutti i prodotti per la dieta, per il benessere, per lo sport. Scusi signore Adriano, lei continua a dire loro perché ha parlato con i carabinieri che hanno trovato poco distante dalla sua attività, esatto, un tombino, e secondo le indagini degli inquirenti, anche visionando i filmati delle telecamere di videosorveglianza comunali, non soltanto, anche delle attività private, hanno ipotizzato più o meno chi possa essere l'autore di questa spaccata? Loro hanno detto tunisini, ma io non vorrei dire cose così perché forse loro hanno già altre visioni in giro, io non avevo le telecamere, di conseguenza non so chi. Comunque altre spaccate, perché ho avuto diverse spaccate anni addietro. C'è stato un mese, 2 anni fa, che ne ho avuto 4 spaccate di seguito, e spaccate molto alte, perché con dei bidoni da spazzatura appoggiati alle vetrine che si portavano da dove c'è il punto di spazzatura, salivano e coi piedi o qualcosa spaccavano le finestrine alte e entravano. Sempre per rubare soldi, per rubare qualcosa, perché non è proprio il furto che mi è un grosso di merce. È i danni che fanno, che praticamente poi c'è un costo. C'è un costo che si è accumulato e lei ha fatto una spesa, una stima della spesa sostenuta fino adesso, si parla di diverse migliaia di euro. Perché quando, come questa volta che è la porta, con 1.000 euro di spesa te risolvi. Quando si tratta di una vetrina o altre cose, le spese vanno 7-8 volte di più, perché appunto costa il lavoro e tutto. Ecco, ladri che la notte scorsa hanno tentato l'assalto anche alla vicina attività, cioè quello dei
dei massaggi thailandesi, ma la porta antisfondamento ha retto e quindi sì, perché hanno non sono provato più che altro con dei ferri, non con... perché qui proprio hanno rotto con qualcosa di pesante, perché il vetro proprio, come si vede, era proprio stato schiacciato, perciò vuol dire che avevano o una massa o un tombino di quelli pesanti, perché sono persone che sanno come usare queste cose pesanti, perché vanno a colpo sicuro. In conclusione, signor Adriano, adesso lei cosa pensa di fare? Ci diceva che tempo fa che aveva messo in vendita non l'attività ma i muri. Sì, beh, era così, era una cosa che per recuperare, per poi io godermi la mia vecchiaia, pensione, ma niente, qui a Mestre non c'è mercato, e la gente non è propensa a comprare perché appunto di notte sono i barboni che dormono fuori, perciò non invoglia il commercio. E cosa fa? Continua o lascia? Continua così perché ho delle persone dipendenti che hanno ancora bisogno di lavorare per andare in pensione più avanti, fra qualche anno, però è logico che così non è simpatico lavorare. Grazie signor Adriano. Anche perché i costi dell'attività sono caricati dell'IMU, che l'IMU in questa zona è pari a Piazza Ferreto, perciò sono cifre enormi. Io in 20 anni ho già mangiato metà negozio di proprietà con l'IMU, perciò è una cosa che dovrebbe il Comune sistemare anche questa, perché è assurdo. E qua si apre un altro dibattito che sarà motivo magari di un nuovo approfondimento nel corso dei prossimi telegiornali. Grazie al signor Adriano Ghedin, titolare di Primo Benessere MAD, il negozio che ha subito l'ennesima, la 10ª spaccata nell'arco di X anni qui a Mestre. Certo. Con le immagini di Sandro Ponchi è tutto, la linea torna a San Biagio. Francesca. Grazie davvero Anna Maria, grazie anche al signor Adriano Ghedin. Adesso noi andiamo a Treviso, truffe agli anziani, i carabinieri scoprono truffatore seriale, recuperata la refurtiva restituita alle 2 anziane vittime, refurtiva di quasi 40.000 euro. Siamo in compagnia di Stefano Mazzanti, comandante del reparto operativo dei Carabinieri di Treviso. Un'importante operazione, stiamo parlando di truffe agli anziani, una truffa sventata in questo senso e una refurtiva non indifferente recuperata, 2 anziane di 94 e 84 anni truffate, l'intero ammontare della refurtiva è stato recuperato. Che operazione è stata, comandante? Dunque, intanto dobbiamo dire che per quanto riguarda questo tipo di attività è un obiettivo strategico dell'Arma dei Carabinieri, quindi stiamo impegnando risorse in questo asset perché comunque sia, insomma, è un fenomeno che va a colpire una fascia particolarmente debole della popolazione. Questo si tratta di un'attività, per quanto riguarda questa attività conclusa ieri, si tratta di un'attività nella quale la sezione operativa del Comando Compagnia dei Carabinieri di Treviso è riuscita a individuare un soggetto che aveva praticamente appena truffato 2 anziani. Parliamo di una 93enne e di una 84enne, entrambe residenti nell'Interland di Treviso, che con lo stratagemma del dover pagare una cauzione perché un loro familiare era rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con conseguenze gravi per le vittime, erano state indotte attraverso uno stato di prostrazione proprio psicologica a consegnare dell'oro e del contante che tenevano in casa. Fortunatamente, come dicevo, c'era un'attività già di profondità investigativa e informativa che ha consentito di individuare il soggetto e di fermarlo per poi denunciarlo in stato di libertà, ma soprattutto per riottenere il maltolto. Sono stati infatti recuperati 30.000 euro in contanti, 10.000 in monili d'oro. Siamo ora in grado di farvi ascoltare la testimonianza di Luciana Gaiotto, la signora 84enne residente a Treviso che è stata vittima di questa truffa e che oggi ha avuto il coraggio di raccontarla anche ai nostri microfoni. Io mi sono sentita tradita, mi sono sentita umiliata. Adesso, ieri volevo sprofondare sottoterra per non, come si dice, per la vergogna di aver subito questo affronto in casa mia, perché io con le mie mani ho dato i soldi, ho dato l'oro, tutto quello che mi chiedevano, non potevo far altro,
perché dall'altra parte c'era il maresciallo dei carabinieri, finto, adesso so, mi telefona dicendo che mio genero ha fatto un incidente, che ha preso sotto una mamma con un bambino di 5 anni, che era all'ospedale in punto di morte, in codice rosso, e dovevano operarlo. E ora ho detto, qui c'è sua figlia, mi passano lei la sento piangere, era mia figlia, la voce sua, mamma, Mauro ha fatto un incidente, che era suo marito. E ora puoi immaginarsi io come mi sono sentita. E ora arriva sto avvocato, io ho detto, sua figlia ha detto che lei può avere dei soldi in casa, e io ce li avevo perché mio marito è morto da 1 anno. E io mi sono trovata in casa con 30.000 euro nascosti quando lui è morto 1 anno fa. E io li avevo questi soldi, capisci, là in casa. E ora i primi che avevo li avevo preparati tutti con un elastichetto in mazzette da 1.000. E ora erano 15.000 euro. L'avvocato l'ho aperto io, è entrato, li ha presi e è scappato. All'inizio, quando mi ha raccontato cosa le era successo, mi sono anche stupita, perché la mamma è una persona anziana ma molto sveglia e brillante, e ne abbiamo sempre parlato di questi problemi, di queste cose, di quanto accadono, di com'è facile cadere. E questa insomma è la testimonianza anche in qualche modo forte dal punto di vista dell'impatto emotivo di questa anziana truffata. Avete sentito la figlia, ha detto è molto sveglia, però sono molto bravi questi truffatori a raggirare anche la persona più attenta, e quindi bisogna assolutamente fare attenzione. Restiamo a Treviso perché tentano di confondersi come turisti tra i numerosi passeggeri in fase di imbarco nel volo diretto in Irlanda, Cork. Cercando di ingannare i controlli della polizia di frontiera in servizio all'aeroporto Canova di Treviso, utilizzando 3 passaporti francesi abilmente contraffatti e anche 2 carte d'identità francesi. Le verifiche documentali, che sono state portate avanti anche con strumentazioni d'avanguardia, hanno permesso di verificare che i documenti validi per l'espatrio esibiti dai 3 viaggiatori, si tratta di 2 uomini e una donna, 34, 27 e 24 anni, erano stati abilmente falsificati. Sono stati arrestati dalla polizia di frontiera. Il tutto è accaduto martedì pomeriggio, appunto come detto, all'aeroporto Canova di Treviso. E adesso torniamo all'assalto del treno dei tifosi del Venezia, l'atto teppistico e di violenza studiato nei minimi particolari, approfittando del fatto che la stazione di Basiliano in provincia di Udine non è presidiata e il treno si sarebbe fermato solo a quella successiva di Codroipo. E questa è dunque la situazione. Come potete vedere, il portone d'ingresso nel lato dove si trova il binario di precedenza aperto, ma tra l'altro abbiamo scoperto anche una cosa, che come potete vedere, ripetiamo, questo era aperto, guardate, questo è il lucchetto che chiudeva il cancello, completamente tagliato con una flex o comunque con un seghetto, e da qui praticamente il grosso è entrato dentro in stazione per iniziare la loro opera di assalto al treno che da Udine stava raggiungendo Venezia e si sarebbe dovuto fermare soltanto alla stazione successiva di Codroipo. Gente esperta che conosce le tecniche di sicurezza ferroviaria. Un primo gruppetto ha risalito la massicciata lungo la strada Poderale nel punto in cui il binario pari, quello del treno in arrivo da Udine, si raccorda con quello delle precedenze a 300 metri dalla stazione. Accendendo segnali rossi lanciati sui binari che annunciavano improvvisa via impedita al convoglio, obbligando il macchinista alla frenata di emergenza sino al punto di sosta, mentre il resto della truppa tagliava il lucchetto del cancello del varco numero 7, raggiungendo il piazzale e attuando in pochi secondi la spedizione punitiva. Il macchinista del treno regionale veloce ha seguito tutte le procedure previste dal codice e una volta fermo ha aperto le porte per permettere ai passeggeri di uscire celermente, visto che le stesse erano state sfondate dall'azione teppistica e violenta dei 50 facinorosi. Basiliano è una stazione impresenziata, senza personale controllore, riservata come alle eventuali precedenze e ai treni regionali ex locali, che porta alla luce lo stato di abbandono e degrado in cui si trovano in chiave sicurezza le fermate di periferia, ideali per questi episodi di criminalità organizzata.
Caccia alle anatre nell'area protetta della Laguna di Venezia. Il consigliere regionale Zanoni e 100% animalisti denunciano Trump Junior. L'assessore Corazzari però chiarisce: licenza in regola. Questa mattina mi sono recato presso la stazione dei Carabinieri Forestali di Mestre per depositare un esposto denunciando questi fatti che hanno rilevanza penale. È ormai un caso nazionale, anzi internazionale, la denuncia presentata dal consigliere regionale Andrea Zanoni ai Carabinieri Forestali di Mestre. Sulla base di un filmato girato a dicembre, la battuta di caccia del figlio del presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump in un'azienda faunistica di Campagna Lupia avrebbe, secondo l'esponente di Europa Verde, dei risvolti penali. Si vede lui in primo piano commentare il suo carniere di caccia, cioè gli animali che ha battuto, tra i quali c'è una casarca, un animale molto raro, un'anatra molto rara in tutta Europa, protetta, per il cui abbattimento la legge dello Stato italiano prevede delle sanzioni di carattere penale, non solo per l'abbattimento ma anche per la semplice detenzione. Non solo, per Andrea Zanoni, Donald Trump Jr., 47 anni, primo dei 3 figli nati dal matrimonio con Ivana, nonché vicepresidente assieme ai fratelli della Trump Organization, l'azienda di famiglia, a Campagna Lupia non avrebbe neanche potuto sparare. Bisogna avere il tesserino di caccia e una licenza di caccia che prevede degli esami utili anche a riconoscere le specie di volatili. In Parlamento il portavoce di Europa Verde Angelo Bonelli e la capogruppo di Alleanza Verdi Sinistra alla Camera Luana Zanella hanno chiesto un intervento urgente al ministro dell'Ambiente Gilberto Pichetto Frattin, il quale aveva già dichiarato di essere in attesa di un report con tutte le informazioni su una vicenda per la quale si stanno muovendo anche i deputati del Movimento 5 Stelle in Commissione Agricoltura. In Regione il portavoce dell'opposizione Arturo Lorenzoni paragona quella battuta di caccia all'aggressione prepotente di chi crede di poter comprare qualsiasi cosa. Gio Formaggio di Fratelli d'Italia la definisce invece un onore per il Veneto e scagiona Trump Junior. Non si dimostra alcun coinvolgimento del figlio di Trump che sia stato lui a uccidere quella cosa. Quindi stiamo facendo tanta fuffa per niente. Non sa chi ha sparato, diciamo. Sì, ma erano in tanti, quindi cosa andiamo a fare? L'autopsia per vedere di chi era il pallino. Però dice che senza tesserino non poteva farlo. Allora, ci sono tante cose che non si possono fare. E a questo punto che arriva la dichiarazione dell'assessore regionale alla caccia Cristiano Corazzari. Presentando tutta la documentazione viene rilasciato un tesserino temporaneo dall'ufficio territoriale della regione che è articolata su base provinciale, in questo caso parliamo dell'articolazione provinciale di Venezia, e quindi si è seguita quella che è una procedura regolare e abbiamo verificato le carte sono tutte a posto. Corazzari però non ha informazioni sull'abbattimento della casarca. Intanto il Movimento 100% Animalisti ha presentato una denuncia a querela alla Procura di Venezia affinché vengano compiuti accertamenti urgenti. Un altro esposto sta per essere depositato da LEAL, Lega Antivivisezionista. Vi mostriamo in diretta da Camera Web l'intervento alla Camera appunto del Ministro della Giustizia Carlo Nordio. Sarà poi il turno del collega del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Sentiamo le parole del Ministro. Senza avere quantomeno interloquito con chi di dovere poteva essere un atto anomalo. Naturalmente ho dimostrato subito la disponibilità ad essere ascoltato il prima possibile, infatti eccomi qua, proprio per chiarire questa vicenda sulla quale, come vedrete, ci sono state tantissime incertezze, tantissime inesattezze e anche talune grossolane contraddizioni da parte di uffici che vedremo. Prima di tutto è necessario stabilire i poteri. Il ministro Nordio, lo sapete, è il caso del generale libico Al-Masri, accusato di crimini contro l'umanità e rilasciato dalle autorità italiane. Doppia informativa dei 2 ministri, non ci sarà, nonostante le richieste delle opposizioni, la premier Meloni, un'informativa adesso alla Camera e successivamente al Senato, un intervento appunto dopo le incalzanti richieste da parte delle opposizioni per far chiarezza sull'intera vicenda, anche alla luce dell'indagine per favoreggiamento e peculato che vede coinvolti la premier Giorgia Meloni, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e appunto i 2 ministri Piantedosi e Nordio. E adesso andiamo a Padova per parlare della prima zona rossa del Veneto. I soggetti già noti alle forze dell'ordine non potranno stare nell'area della stazione
circolazione, questa che è stata individuata proprio lì. Si trovano per noi Federico Fusetti e Federico Cibotto insieme alla consigliera comunale di Fratelli d'Italia Elena Cappellini. Buongiorno Federico e buongiorno alla consigliera. Grazie Francesca, buongiorno a te, buongiorno ai telespettatori. E hai detto bene, aggiungo solo che prima zona rossa del Veneto, le condizioni per i controlli sono quelle che hai detto, cioè che vengano trovate, individuate persone già note alle forze dell'ordine, che però devono avere un atteggiamento molesto o aggressivo, quindi se sono in coda per esempio alle cucine popolari che sono a poca distanza da qui, non succederà nulla e tutto scatterà da domani per questa prima zona rossa del Veneto. Siamo, come hai detto, con Elena Cappellini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, e a cui chiedo la vostra posizione su questo provvedimento. La nostra posizione è nota da diversi anni, perché abbiamo sempre riportato le istanze dei nostri concittadini che si sono visti per troppi anni negata la libera, sacrosanta, libera circolazione, appunto, perché anche in preda al panico io ero veramente tanto stanca anche di sentire che avevano paura proprio di girare la città, sia per un aspetto fisico, perché le aggressioni ce ne sono state tante ripetute, abbiamo visto come ci siamo guadagnati sempre tristissimi primati anche a livello nazionale, l'ultimo appunto i colleghi di Striscia la Notizia, e quindi questa tragedia purtroppo non più demandabile ha finalmente avuto un risultato grazie a istituzioni serie quali la prefettura e la questura, ma anche gli strumenti messi in atto dal governo Meloni e dal Ministero dell'Interno, quindi siamo soddisfatti di un provvedimento che auspicavamo da tempo, cosa che invece questa giunta sinistra a Padova ha sempre dimostrato di essere sorda, non solo, ripeto, alle denunce di noi consiglieri comunali, ma anche dei cittadini. Ne è la riprova però che questa è la prima città dove appunto verrà sperimentato questo strumento, quali le zone rosse, che adesso vengono però denominate anche aree ad alto impatto, proprio perché non vorremmo dare il fianco a quei teatrini e sceneggiate già visti troppo spesso in questa città, dove sicuramente qualcuno esprimerà la paura e il terrore che si militarizzi questa città. In realtà noi stiamo solo sorvegliando e giustamente faranno i sopralluoghi su aree che sono diventate aree franche, note da diversi anni. Ripeto, io sono al secondo mandato, sono 8 anni che denunciamo in Consiglio Comunale, non solo attraverso atti e mozioni, questa situazione, ma ripeto, una area che è diventata zona franca per tutti gli atti criminosi e delinquenziali. Allora, adesso andiamo un po' a rivedere quello che è accaduto ieri in prefettura, quando appunto è stata ufficialmente varata e quindi adottato il provvedimento delle zone rosse, che ripeto partirà da domani. Allora facciamo un po' il riassunto. L'area della stazione di Padova, da via Avanzo a nord a via Trieste a sud, da via Gozzi, via Goldoni passando per via Tommaseo a est fino a via Coda-Lunga e al cavalcavia Borgomagno ad ovest. Ecco tracciato il perimetro della zona rossa di Padova, poche sorprese, un quadrante che è da sempre il più controllato della città. Alla fine anche per Padova è stata individuata la zona rossa. Al termine dell'ultima riunione del COSP, il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, il prefetto Giuseppe Forlenza, dopo aver sentito i vari rappresentanti delle forze dell'ordine, ha disposto il rafforzamento delle misure di prevenzione. Spazzate via le polemiche delle settimane precedenti, l'assessore alla sicurezza di Padova ribadisce la piena collaborazione dell'amministrazione comunale e ringrazia il prefetto per aver ascoltato la città. Abbiamo affrontato tutte le problematiche con grande serenità, nell'interesse dei cittadini, nell'interesse della città. È stato valutato che, come nella stragrande maggioranza delle città, forse la zona da attenzionare di più fosse quella della stazione. Così è stato fatto, è una cosa sperimentale. Nelle zone rosse sarà vietata la presenza di persone note alle forze dell'ordine per gravi reati contro la persona, il patrimonio e per lo spaccio, che assumono atteggiamenti aggressivi e molesti e pericolosi per la pubblica sicurezza. Rispetto ad oggi poco cambia, spiega Bonavina. Quella zona era già all'interno di una zona prevista per il cosiddetto DASPO urbano, presente nel nostro regolamento di polizia locale.
il questore, la Polizia di Stato, i Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia Locale fanno già adesso dei servizi molto importanti nel comparto stazione. L'ordinanza del prefetto durerà 60 giorni, poi i risultati verranno analizzati per valutarne l'efficacia del provvedimento ed eventuali ritocchi. L'istituzione della zona rossa è stata benedetta dall'opposizione in Consiglio Comunale, in particolare dalla Lega. Pensiamo che questa sia la conferma di quanto ci sia un serio problema di sicurezza a Padova, per cui continuare a porsi da negazionisti come l'amministrazione ha fatto non fa altro che invece fomentare un problema che andrebbe risolto con maggiore serietà e anche senso di responsabilità. Quindi grazie al prefetto e al questore all'Arma dei Carabinieri perché assumono questo senso di responsabilità con grande concretezza, individuando un'area che da anni continuiamo a denunciare come fonte terreno di scontri. Il prefetto di Padova ha spiegato che lo scopo del provvedimento è quello di innalzare il livello di sicurezza e garantire una maggiore fruibilità della stazione di Padova, che di recente è stata al centro di numerosi episodi di microcriminalità. In quell'area, ricordato il prefetto, ci sono già servizi interforze e l'ordinanza vuole solo ottimizzare l'efficacia dei dispositivi di prevenzione. Sulla stessa linea anche il commento del sindaco di Padova, Sergio Giordani, che ricorda che non si tratta di un'azione emergenziale ma di uno strumento che ottimizza altri già esistenti. Come dicevamo, il provvedimento che partirà da domani, prima zona rossa del Veneto, ma insomma i controlli ci sono già anche comunque in questo periodo, non è che non ci siano, saranno forse un po' intensificati, questo sì, ci sarà più attenzione dicevamo per soggetti che siano già noti alle forze dell'ordine. Con Federico Cibotto già abbiamo visto alcune volanti comunque della polizia che sono passate in questi minuti, ora ecco Federico vi mostra anche una pattuglia a piedi della polizia, quindi insomma comunque forze dell'ordine presenti. Elena Cappellini, secondo voi migliorerà la situazione con questo provvedimento? Certamente è uno strumento in più migliorativo e sicuramente darà modo di avere anche più attenzione da parte, ripeto, delle istituzioni a situazioni ormai veramente fuori controllo, specialmente con un'amministrazione che non ha sicuramente dimostrato di agire secondo quelle che erano anche diciamo, le richieste dei propri concittadini. Ripeto, purtroppo ahimè Padova e soprattutto anche la zona stazione dove oggi siamo ha conquistato i primati tristissimi di fatti drammatici e ripeto delinquenziali anche a livello nazionale. Io ho avuto sempre diciamo con me questo dispiacere ed era anche un motivo mio di denuncia, perché siamo una città meravigliosa, invidiata e invidiabile per un patrimonio artistico e culturale in tutto il mondo. Certo è che il biglietto da visita non è mai stato appunto all'altezza di quello che noi possiamo offrire, quindi era un danno anche al nostro turismo e questo è il motivo per cui ho anche fatto opposizione a questa giunta, perché il sindaco non è in grado di fare sintesi all'interno delle anime diverse di una maggioranza che distruggeva anche l'operato magari invece di assessori che sicuramente si sono magari impegnati nel loro settore, però ripeto penso all'assessorato alla cultura, capisce bene che dove non c'è sicurezza non ci può neanche essere benessere sociale, non può essere una città attrattiva come lo era un tempo dal punto di vista turistico e quindi è un domino che è andato via via disfacendosi in tutti questi anni. Ecco, ritengo che il provvedimento e questo nuovo strumento sarà senz'altro in grado di ristabilire un po' l'ordine ma anche e soprattutto anche la credibilità delle istituzioni. Grazie ad Elena Cappellini, consigliere comunale di Fratelli d'Italia. Francesca, io vi lascio, io e Federico Cibotto vi salutiamo e vi lasciamo con l'intervista raccolta pochi minuti fa da Valentina Visentina al prefetto di Padova che dà qualche indicazione più pratica di quello che accadrà da domani e per 60 giorni, cioè fino ai primi di aprile, fino al 6 di aprile, quando sarà rivalutato quello che è accaduto o che accadrà nei prossimi 2 mesi.
Si tratta di un provvedimento che mira a rendere più efficaci le misure di contrasto contro la delinquenza comune e ad assicurare anche una migliore fruibilità degli spazi da parte dei cittadini. È il risultato di un lavoro congiunto che abbiamo fatto insieme alle forze dell'ordine, insieme all'amministrazione comunale, e che ha individuato nella stazione l'area che è teoricamente più vulnerabile, che richiede quindi una maggiore attenzione in termini di vigilanza e di controllo. Si tratta di un'area che è assolutamente fruibile da parte dei cittadini, quindi non ci saranno cinturazioni, anche se l'espressione zona rossa potrebbe evocare altro. Si tratta di una più efficace misura di controllo legata al particolare contesto urbano, che consentirà alle forze dell'ordine di allontanare le persone che si rendono responsabili di condotte antisociali, quindi illegali, e nei cui confronti ci sono già dei precedenti specifici in materia di sostanze stupefacenti, di reati contro la persona, porto abusivo d'armi per esempio, quindi anche contro il patrimonio. Ognuno potrà liberamente circolare, diciamo, in quest'area che è stata perimetrata, che è stata individuata, e chiaramente in presenza di determinati comportamenti che pongono in essere persone, ripeto, nei cui confronti ci sono già dei precedenti specifici, le forze dell'ordine potranno immediatamente allontanarli dalla zona. L'ordinanza per efficacia dal 6 febbraio al 6 aprile. Al termine di questo periodo sarà fatta una valutazione per comprendere anche l'impatto e l'efficacia che ha avuto il provvedimento. Ci fermiamo per la pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta, saluto il primo ospite di oggi, buongiorno a Fabio Cabianca, delegato FISAR Venezia, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno. FISAR, ovvero la Federazione Italiana Sommelier, Albergatori e Ristoratori. Perché? Esatto. Perché c'è questo settore, quello dei sommelier, che in questo momento, parliamo soprattutto di chi è iscritto ai corsi per sommelier, si sta interrogando su quelli che sono i rischi legati proprio al nuovo codice della strada. State rilevando, insomma, una sorta di preoccupazione, vi fanno domande coloro che sono già iscritti o che magari si stanno approcciando al mondo dei sommelier? Sì, grazie della possibilità di chiarire alcune questioni attorno a questo tema, perché è vero che registriamo delle preoccupazioni attorno al fatto che i nostri potenziali corsisti non si avvicinano così attentamente ai corsi, perché hanno questa preoccupazione del nuovo codice della strada e delle sanzioni collegate in sostanza. Registriamo quindi degli aspetti che richiamano le preoccupazioni dei nostri corsisti. Però devo dirle anche che queste preoccupazioni non hanno gran senso, perché nei nostri corsi le lezioni che proponiamo e i laboratori di degustazione non propongono dosi così importanti da poter superare i limiti previsti dal codice della strada. Questo va chiarito in premessa. I nostri corsi, che sono distribuiti in parte teorica e in parte pratica, non propongono dosi così importanti da poter superare poi alla fine della lezione i limiti previsti dalla legge. C'è qualcuno che sapete che ha rinunciato ad iscriversi, o qualcuno che era iscritto e che ha deciso di rinunciare proprio per questi timori, o sono più le richieste di informazioni? O c'è qualcuno che proprio concretamente è passato dalla richiesta ai fatti? No, per fortuna ancora no, direi, però sì, sistematicamente ci vengono chieste delle informazioni attorno a questo aspetto. E noi non possiamo far altro che ribadire che i corsi FISAR hanno questa attenzione sulle dosi che proponiamo nei laboratori di degustazione, e continuiamo a sostenerlo ad ogni richiesta di informazione. Poi come FISAR noi proponiamo
dei vini di media ed alta qualità. Quindi in sostanza puntiamo sulla qualità delle proposte formative anche in termini di laboratorio, piuttosto che come dire, dare dosi così elevate da poter poi preoccupare. Per adesso le richieste di informazioni su questa cosa arrivano e riusciamo a tranquillizzare i potenziali corsisti. Avete mai pensato di dotarvi di quegli alcol test fai da te per rassicurare ulteriormente i corsisti? Sì, ci abbiamo pensato, però non ci sembra, come dire, proprio in coerenza con le cose che dicevo prima, non ci sembra una soluzione che possiamo veramente mettere in pratica. È chiaro che poi molti ci chiedono: ma fate lezioni online, corsi online, per evitare appunto che poi mi ritrovi ad avere magari un alcol test dalla prima pattuglia di polizia che mi ferma dopo il corso. Io rispondo ai nostri potenziali corsisti che l'esperienza dell'online l'abbiamo fatta durante il lockdown e non c'è piaciuta come sistema, per cui i nostri corsi non li proponiamo online perché ci sembra un po' triste in sostanza mandare a casa dei vini, come peraltro insomma fanno anche altre associazioni, ma legittimamente, mandare a casa dei vini e poi fare dei corsi in online. Ci sembrano un po' tristi. La FISAR promuove la relazione, promuove la socialità, per cui ribadisco, i corsi che noi proponiamo hanno questa tutela in sostanza nei confronti del codice della strada per non superare i limiti di alcolemia che poi vengono richiesti. Per cui io direi ad oggi che non proponiamo ai nostri corsisti all'uscita della lezione di fare un alcol test. Però quell'idea dei corsi online a qualcuno insomma è venuto, lei ha spiegato che voi non l'avete presa in considerazione proprio perché partecipare a questi corsi non è solo un modo per diventare sommelier, ma è anche un modo per socializzare, per stare in compagnia, per trascorrere una serata con persone che non si conoscono e con i quali si possono stringere anche dei rapporti d'amicizia, quindi verrebbe meno quello che è uno degli obiettivi dei corsi, farli online a casa da soli di fronte ad uno schermo del computer. Sì, è proprio così, ha centrato esattamente la questione. I nostri corsi sono corsi professionalizzanti, certamente, perché proponiamo 3 livelli e proponiamo una qualità formativa indiscussa. Però è anche vero che nei nostri corsi riusciamo a creare per i soci che si iscrivono momenti di socializzazione, nascono amicizie durante i nostri corsi, nascono relazioni anche con i stessi docenti, perché noi non proponiamo corsi dove ci siano tantissime persone. I numeri sono contenuti, la relazione con i direttori di corso e con i relatori è continua, proprio perché vogliamo stare nel percorso formativo assieme ai nostri soci. Quindi non facciamo corsi oceanici e questa filosofia formativa è apprezzata moltissimo, perché poi appunto non dico che a volte nascono anche degli amori, ma sicuramente momenti di amicizia e di socializzazione importante. Ecco, quindi nei vostri corsi immagino che ultimamente parte siano proprio dedicati a rassicurare i corsisti, dando le spiegazioni che lei ha appena fornito anche ai nostri telespettatori. Ecco, quindi sono stati un po' rimodulati anche questi incontri proprio per tranquillizzare chi vi partecipa.
Certamente noi ai nostri soci che partecipano fin dalla prima lezione assicuriamo insomma una qualità formativa che comprende il vino che proponiamo durante le lezioni e vedono, toccano con mano la coerenza con le nostre affermazioni, perché la qualità del vino che proponiamo nei laboratori è una qualità medio-alta e non servono mezzi bicchieri o bicchieri interi per portare avanti una degustazione professionale. E per cui noi continuiamo a rassicurare i nostri soci che questa cosa insomma viene fatta con attenzione, e poi ritroviamo, e questo è da dire, molta responsabilità tra i soci che partecipano ai corsi, responsabilità in tutti i sensi. Grazie davvero, grazie a Fabio Cabianca, delegato Fisar Venezia, e grazie insomma per aver dato queste puntuali rassicurazioni a tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo dei sommelier e che magari tentennavano nel farlo proprio per questi timori, ma insomma non c'è nessun rischio in tal senso. Grazie davvero Cabianca, e torniamo ad aggiornarci con lei quanto prima. Grazie, buon lavoro. Grazie, buon lavoro a lei. Grazie davvero. E adesso andiamo subito a Bassano dalla nostra Monica Smiderle per la vicenda della scuola Pascoli. Vi abbiamo raccontato la chiusura a causa del crollo di una parte di soffitto per gli alunni. Da oggi lezioni alternative. Alternative perché, Monica? Buongiorno. Buongiorno a te Francesca, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Lezioni alternative perché i bambini si sono mossi in città, sono andati nei luoghi più importanti della città, in municipi, in museo, in biblioteca, ma anche al cinema. Lezioni alternative che si rendono necessarie a causa appunto della chiusura della scuola dopo il crollo di parte del soffitto che è avvenuto venerdì scorso. Ovviamente c'è grande preoccupazione, c'è ancora qualche genitore perché i bambini sono appena usciti da scuola. Ci avviciniamo per raccogliere la preoccupazione e i disagi che stanno vivendo queste famiglie in questi giorni, definiamoli particolari. Allora, un papà, siamo in diretta col telegiornale su Antenna 3, allora come stanno vivendo le famiglie questi giorni? Con preoccupazione, dicevo prima, preoccupazione perché avere i bambini a casa è un disagio notevole. Auspichiamo che si arrivi a una soluzione a breve. Che cosa vi aspettate dal comune? Quali informazioni avete? Informazioni poche, ma perché non seguo personalmente il problema scuola. Ci aspettiamo una soluzione a breve, una soluzione duratura, e che questi disagi non si possano più comunque ripetere. C'è grande preoccupazione naturalmente, tanti punti di domanda. Che cosa non ha funzionato? Non c'è stata la manutenzione, le verifiche opportune? Allora, non sono io, non penso di poter giudicare che cosa non ha funzionato, ma sicuramente posso suggerire uno spunto di riflessione verso le strutture scolastiche del comune. I bambini sono il nostro bene più prezioso e quindi meritano strutture adeguate che siano sicure e atte comunque ad accogliere quelle che sono le loro esigenze e di conseguenza le esigenze dei genitori. La ringrazio, i genitori, grazie anche a lei. I genitori chiedono, Francesca, naturalmente sicurezza. Per fortuna tutto sommato è andata bene, nel senso che c'è stato un bambino solo leggermente ferito, ma nulla di grave fortunatamente. 2 giorni a casa, poi oggi, domani e venerdì i bambini si muoveranno in città. Il punto di domanda è quello di lunedì prossimo. Che cosa succederà lunedì prossimo? Avete informazioni? Non sappiamo niente in questo momento. Non sapete niente, siete in attesa di comunicazioni. Ci sono stati i periti del comune, i tecnici che hanno effettuato in queste ore dei sopralluoghi all'interno della scuola. Si attende la relazione e poi in base all'esito dello studio il sindaco deciderà se riaprire o meno la scuola. Nel frattempo i bambini andranno a lezione di città, si muoveranno
sono in piazza e nei palazzi della città, lezioni alternative in attesa naturalmente di capire se potranno rientrare a scuola. La parola d'ordine ovviamente è sicurezza. Francesca, da Bassano del Grappa è tutto, la linea torna allo studio. Grazie davvero Monica Smiderle, grazie anche ai genitori che insomma in qualche modo hanno espresso le loro preoccupazioni per la gestione di queste giornate con la scuola appunto chiusa dopo il crollo. Restiamo in provincia di Vicenza, anzi andiamo proprio a Vicenza città, perché si torna a parlare del tema sicurezza a Campomarzo, un'aggressione ai danni di una donna avvenuta di notte, come ci spiega Luisa Bertini che era insieme a Simone Squarcina. Tema della sicurezza nel Quadrilatero e a Campomarzo, dove siamo adesso, che torna alla ribalta perché ci sarebbe stata un'aggressione consumata l'altra sera ai danni di una ragazza. Stando alle prime ricostruzioni sarebbe uscita dalla stazione e sarebbe stata poi avvicinata da un uomo che le avrebbe chiesto del denaro. Al rifiuto di lei l'uomo avrebbe reagito in maniera violenta e la donna sarebbe caduta facendosi male alla testa. Zona del Quadrilatero e di Campomarzo che continua ad essere costantemente monitorata dalle forze dell'ordine con dei servizi mirati a contrasto della criminalità diffusa e allo spaccio di stupefacenti, oltre che all'immigrazione irregolare. Nell'ambito degli ultimi controlli che hanno riguardato Campomarzo, Piazzale Bologna e le piazze del centro storico, così come Corso Santi Felice Fortunato, Viale San Lazzaro e Parco Astichello, sono state coinvolte le volanti, gli uomini dell'antidroga, della Guardia di Finanza, la Polizia Locale di Vicenza e l'operazione si inserisce nell'ambito delle iniziative condivise in sede di Comitato per l'Ordine e la Sicurezza per migliorare le condizioni di sicurezza percepita ed effettiva sul territorio. In questo contesto, proprio qui a Campomarzo, è stato controllato un cittadino nigeriano, risultato gravato da un ordine di arresto emesso dall'autorità giudiziaria in sostituzione della misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria che aveva più volte violato, e l'uomo, con vari precedenti penali in materia di stupefacenti e contro il patrimonio e la persona, è stato accompagnato in carcere. Così come altri cittadini sempre in questa zona, nella zona del Quadrilatero, sono stati rintracciati e accompagnati. Si tratta di cittadini indiani risultati irregolari che hanno ricevuto un ordine del questore di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni. Quindi controlli che sono costanti e continui nella zona del Quadrilatero dove ci troviamo adesso. E restando proprio in questa zona, ci sono indagini in corso per far chiarezza sulla spaccata ai danni della vetrina del bar in Piazzale Bologna di fronte a Campomarzo. Ci si chiede se si sia trattato di un tentato furto o di una intimidazione. Le immagini di questo gesto inquietante esprimono la violenza con cui il degrado sociale a Campomarzo tiene costantemente sotto scacco in diversi modi i cittadini, in questo caso i commercianti. La spaccata della vetrina del bar in Piazzale Bologna, più che un tentativo di furto, sembra essere un sinistro avvertimento o una ritorsione per qualcosa di sgradito a chi bazzica costantemente da queste parti. Mentre indagano le forze dell'ordine sugli autori e sulle motivazioni del gesto, il sospetto degli avventori si dirige verso i soggetti coinvolti nello spaccio di droga, pusher o consumatori. Per commercianti e residenti queste vie sono una vera e propria linea del fronte. Hanno lanciato una cosa abbastanza pesante, è l'otto vetro. Poi dietro c'è anche un'altra persona, secondo me sono magari tentato di furto, come ha avuto 2 brutte esperienze negli ultimi 3-4 anni. Sempre sono l'otto vetro, è entrato, altre 2 volte è entrato, rubato cassa anche sull'arco. Questa volta per fortuna sono ad allarme, non sono entrato, non riesce, ho rubato niente. E mi dispiace particolarmente perché è il bar che frequento abitualmente, come molti, perché c'è un ottimo servizio e
e non merita certo sti grazie dalla... È una zona che vive in qualche modo in prima linea, sembra proprio nei confronti. Credo proprio di sì, che siamo in un'area particolarmente colpita. Sì, questa zona qualche volta c'è qualche cosa brutta anche la parte di là Campomarzo dentro. L'altra volta ho trovato gente che si facevano, che si stavano bucando e non era facile veramente. Ho chiamato la polizia, loro sono venuti, però dopo loro sono scappato via subito, che stavano puntando dentro qua a Campomarzo, anche il Parco Nuovo. Anche con la recinzione? Sì, con la recinzione dentro, la recinzione propriamente qua dentro, della parte di là dove c'è la panchina qua dentro. Probabilmente c'è una mancanza di controllo del territorio. Abbiamo con il Comitato Aiutiamoci a Difenderci alcune iniziative che porteremo sia al tavolo del Comitato sia al tavolo del Comune per cercare di dare un segnale forte ai cittadini che chiedono sempre di più sicurezza. Quello che manca in questo caso è probabilmente il controllo del territorio da parte di tutte le forze dell'ordine. E allora ci fermiamo ancora per una pausa pubblicitaria, torniamo tra pochissimo. Siamo tornati in diretta insieme a me, lo vedete adesso inquadrato, Eddie Binotto, presidente Fumisti, Confartigianato Imprese, Marca Trevigiana. Buongiorno Binotto, grazie per essere con noi. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora Presidente, parliamo di questi incontri, sono 3 calendarizzati, si parte stasera a Vittorio Veneto presso la Biblioteca Civica a Ceneda alle 18:30, poi domani 6 febbraio alla stessa ora, quindi sempre 18:30 a Castelfranco, l'Aula Magna Barsanti Galileo in via dei Carpani, e l'11 febbraio questa volta alle 20:30 nella sala polifunzionale in piazza Marconi a San Fior. 3 incontri per parlare con i cittadini e con gli addetti ai lavori, quindi con i fumisti e con i vigili del fuoco, di sicurezza per quanto riguarda stufe e caminetti. Ai noi abbiamo raccontato nei nostri telegiornali di persone che sono rimaste intossicate dall'esalazione di monossido. Sì. Purtroppo è un pericolo vivo, purtroppo è un pericolo che esiste ed è un pericolo subdolo, perché è un pericolo che non ha né odore né colore, è insapore, per cui chi purtroppo viene attaccato da questa cosa non se ne rende conto, si comincia ad avere sonnolenza, occhi pesanti. Quando vi sentite così e avete il fuoco acceso, la prima cosa da fare distinto è aprite le finestre, e dopo, quando vi siete calmati e che tutto sia calmato, chiamate chi di competenza a controllare il vostro impianto. Perché questo, quindi parliamo proprio di monossido di carbonio. Monossido di carbonio. Quando può formarsi, quando possono esserci queste esalazioni, da che cosa può essere provocato? Allora, diciamo che come presenteremo stasera anche agli incontri che lei prima ha citato, quando c'è una primissima scarsa manutenzione, perché la manutenzione fa sì che l'impianto sia sicuro, okay? Deve essere fatta comunque da personale abilitato, da personale competente, okay? E un impianto pulito è un impianto sicuro. Ricordiamo che per il 65% degli impianti le manutenzioni vengono fatte ogni 5 anni, il che è molto molto negativo. La manutenzione degli impianti va fatta ogni 40 quintali di legna, massimo un anno sì, un anno no, però se i 40 quintali invece li bruciamo in una stagione, va fatta tutti gli anni. Okay? E ripeto, sempre da persone che sanno metterci la mano, da persone abilitate, da tecnici del settore che rilasciano documentazione di manutenzione e quant'altro, e persone che sanno che se l'impianto ha qualche pericolo lo segnalano, lo vedono e possono porvi rimedio. Nei mesi invernali, almeno 2 volte al giorno, questo insomma è quanto rende noto Confartigianato, 2 volte al giorno il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco interviene su canne fumari e tetti con conseguente rischio di intossicazioni da monossido di carbonio, e questo proprio dovuto il più delle volte a questa carenza di manutenzione. Esattamente, e diciamo che dobbiamo fare comunque anche i complimenti ai nostri cittadini, che siamo comunque in un calo rispetto agli anni scorsi, perché gli anni scorsi erano molto più frequenti questi eventi,
però sono ancora tanti. Dobbiamo migliorare e prego comunque, perché gli incontri che lei ha citato prima sono aperti ai cittadini, venite, chiedete, fate domande, non c'è nessun problema, siamo lì apposta per voi. Fondamentale per la sicurezza è anche la tipologia di legna che si utilizza e anche come si accende il fuoco. Spesso Allora, si va al risparmio. Questo è molto negativo, anche perché diciamo che un combustibile ottimo non deve superare, diciamo, quello che è il 15% di tasso di umidità. Tante volte la legna che troviamo in commercio è stata tagliata magari la settimana prima. Sappiamo che abbiamo dei produttori che stanno producendo dei generatori di calore molto performanti, ma sono molto performanti con un combustibile solido buono, ottimo, non con un combustibile solido col 30% di umidità, perché poi si incatramano le canne fumarie, si sporcano e sono ancora più a rischio di incendio. Per cui ottimo combustibile, impianto a norma e manutenzione, fanno la sicurezza del pacchetto. Noi pensiamo che c'è anche chi magari in campagna si taglia l'albero, taglia la pianta e poi usa quel legno per accendere il fuoco. Allora, diciamo che non sarebbe proprio così, anche perché dobbiamo capire che tipo di legna, perché non è che tutti i tipi di legna, perché c'è legna che... Anche perché poi, mi scusi, c'è un ragionamento sull'inquinamento che non è da tralasciare. No, è per quello perché i nostri produttori si stanno impegnando a dare dei generatori di calore più performanti, perché abbiamo il bacino padano che ci impone dei limiti non da poco e abbiamo anche l'aiuto del tempo, delle volte, della pioggia che ci salva, però dobbiamo continuare a mantenere i limiti sotto la soglia. Che indicazioni possiamo dare ai nostri telespettatori proprio sull'acquisto di questo materiale? C'è qualche dicitura, qualcosa che... Allora, intanto, se andiamo su un pellet, un classe A1, che è quello certificato, ok. Per quanto riguarda la legna, non è un attrezzo molto costoso, è una cosa che si trova anche, che si recupera in modo veloce, ok? Si chiama l'igrometro, è quello che misura l'umidità della legna. Okay. Stiamo attenti a questa perché, specialmente in stagione, si fa fatica a recuperare. Premuniamoci prima, alla volta di marzo, aprile, secondo me, ma non per bruciare la stagione dopo, perché sarebbe da bruciarla dopo 2 anni. Ah, quindi bisognerebbe comprarla adesso nel 2025 per bruciarla nel 2027. Bravissima, bravissima. E questo perché rilascia... questo perché fa tempo ad asciugare. Andiamo su una percentuale di umidità del 15%, ci avviciniamo dopo che sia 16-14, cambia poco, ma ha il tempo anche di essiccare, perché con l'umidità e con generatori di calore nuovi che stanno uscendo inquiniamo di più, consumiamo di più e sporchiamo molto di più l'impianto. Tra l'altro in questi incontri voi spiegherete anche quelli che sono gli incentivi messi a disposizione per l'acquisto di nuovi impianti. Allora, diciamo che la provincia di Treviso ha fatto un bando, ci sono degli incentivi anche per la sola manutenzione, non solo per la rottamazione, ok? Ci sono degli incentivi dati per la manutenzione che sono scagliati anche per chi non ha una disponibilità economica per poterlo fare, ok? A fronte della sicurezza proprio dell'utente, e abbiamo anche dei bandi regionali per quanto riguarda la detrazione, la rottamazione e la sostituzione di vecchi generatori obsoleti con generatori molto più performanti. Quindi immagino per quelle fasce di redditi più bassi, immagino si vada su fascia di redditi, per quanto riguarda, sto parlando degli incentivi della provincia? Della manutenzione. Esattamente. Per quanto riguarda dopo la rottamazione e la sostituzione c'è tutto un procedimento da farsi. Però è importante anche questo, nel senso che prima ho fatto quella battuta, si va al risparmio, però chiaramente chi ha una situazione economica complicata e usa anche proprio la stufa e il caminetto per risparmiare sul riscaldamento, chiaramente è fondamentale che faccia questa manutenzione, quindi sapere che esistono degli incentivi anche per la manutenzione, sicuramente sì. Un incentivo in più, scusate il gioco di parole, per proprio fare questi controlli, queste verifiche. Fate la manutenzione, mi raccomando, è fondamentale, perché dopo piangiamo. Quando va bene piangiamo solo per i beni materiali, quando va male piangiamo anche per qualcos'altro. E quindi in questi incontri ci sarete voi e ci saranno i vigili del fuoco che sono... Sì, ci siamo noi,
come categoria di riferimento, ci sono i vigili del fuoco che purtroppo sono quelli che intervengono qua, e abbiamo AIEL che è la nostra collaboratrice per quanto riguarda gli incentivi e quant'altro. Per cui insomma questi 3 incontri, lo ricordiamo, stasera a Vittorio Veneto, Biblioteca Civica alle 18:30, Ceneda, e domani sempre alle 18:30 Castelfranco, Aula Magna dell'Istituto Barsanti Galileo in via dei Carpani, e l'11 febbraio ultimo incontro, questa volta alle 20:30 nella sala polifunzionale in piazza Marconi a San Fior. Esatto. E chi non può partecipare, state ipotizzando di fare magari, non lo so, nella vostra pagina, nel vostro sito, un riassunto, un vademecum, mettiamola così. Facciamo, allora, sicuramente stiamo lavorando con Confartigianato sotto questo punto di vista, anche perché l'utente possa trovare risposta, perché diciamo la frase classica che sentiamo in giro, ma chiami, nessuno ti risponde, nessuno ti dice, è un classico. Stiamo vedendo, anche sui libretti comunque dei produttori viene scritto la frequenza della manutenzione, l'uso, l'accensione, l'accensione più corretta sarebbe quella di farla dall'alto e non dal basso, ma chi vi installa in teoria dovrebbe farvi anche la prima accensione, spiegarvi. È quello che stavo per chiedere, esatto. È responsabilità anche da chi ti vende il prodotto nel darti tutte quelle che sono le indicazioni di sicurezza, perché poi insomma il primo interlocutore è chi ci vende la stufa, il caminetto, che ce lo viene ad installare, che dovrebbe appunto, perché spesse volte insomma te lo spiegano e diciamocelo, il libretto lo mettiamo da parte, non lo leggiamo, esatto, per cui avere a voce quelle che sono le informazioni basilari forse è fondamentale. È fondamentale che chi vi installa, chi vende e chi installa vi forniscano tutte le nozioni necessarie per un corretto uso, e è necessario e fondamentale, forse ancora di più, che chi lo usa faccia la manutenzione. Assolutamente sì. Quindi insomma ci sono questi 3 incontri, ma poi eventualmente sarà possibile trovare tutto sul sito di Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, ma la parola d'ordine è far manutenzione. Eventualmente anche una chiamata in più al vostro manutentore di fiducia, anche se non si è arrivati a quella soglia che lei diceva, però insomma ne va di mezzo proprio la salute. E chiaramente poi anche quella che è la salvaguardia della nostra abitazione, e quindi è importante fare attenzione anche da questo punto di vista. Grazie davvero. Grazie a voi. A Eddie Binotto, presidente fumisti Confartigianato Imprese Marca Trevigiana. Vi abbiamo dato alcuni semplici ma puntuali consigli per utilizzare durante questo periodo invernale le vostre stufe e caminetti nella massima tranquillità, sapendo che non si incorre in nessun pericolo. Grazie davvero, Presidente Binotto. Noi parliamo di autonomia perché ieri a sorpresa il Presidente Zaia ha parlato davanti, si è presentato di fronte al Consiglio regionale. Non è vero che la Corte esprime dubbi sul processo del regionalismo. Bocciata l'ipotesi di un referendum abrogativo della legge Calderoli sull'autonomia differenziata, il percorso della riforma riparte da quelle specifiche parti sulle quali sempre la Corte Costituzionale aveva avanzato riserve di illegittimità. Qualcuno dice è stata smontata la legge Calderoli. Di certo in alcune parti ci sono stati degli interventi della Corte che sono interventi che hanno chiarito alcuni passaggi. Zaia arriva a sorpresa a Palazzo Ferrofini difendendo davanti al Consiglio regionale l'impianto generale di un regionalismo che, dice, la stessa Corte Costituzionale ha definito auspicabile, fatte salve le riserve di uniformità di crescita del Paese. Le opposizioni sono critiche. Prendo atto che lei sia contenta, Presidente, e non so se questo sia una qualità in questo caso, perché sicuramente va a sgonfiare quelle che, a sue parole, sono le aspettative di molti dei cittadini del Veneto. Noi dobbiamo spiegare come con l'autonomia o con quello che rimane della legge Calderoli, ovvero nulla, si riesce a dare una speranza a queste famiglie venete in difficoltà. Io credo che la risposta sia che non si riesce in alcun modo. La richiesta delle 23 materie non corrisponde alla necessità dei cittadini, risponde ad una logica politica, o meglio dovrei dire di potere. Alberto Villanova dell'Intergruppo Lega Lista Zaia rinserra le fila della maggioranza e striglia le opposizioni. Non ci credete neanche voi a quello che state dicendo qui in aula.
Si vede che state recitando una parte che vi viene imposta dai vostri leader nazionali. La giornata di Zaia era iniziata a Palazzo Balbi in occasione della giornata mondiale contro il cancro. In Veneto negli ultimi anni si sta abbassando sia l'incidenza dei tumori che la mortalità, mentre aumenta il parametro della sopravvivenza. Più in generale, Zaia parla anche di medici di base. Non è vero siano pochi, ma non tutti massimalizzano l'attività. Io non lo dico polemicamente perché è un diritto dei medici, sono dei professionisti, sono una delle colonne portanti della sanità del Veneto, però non tutti i medici hanno fatto la scelta o non possono avere il numero massimale di pazienti che è 1500, per cui per questo motivo abbiamo delle zone scoperte. Arriveranno i nuovi specializzati e speriamo che molti di questi si fermino in Veneto. Voltiamo pagina, al via la settimana di raccolta del farmaco. Fino a lunedì prossimo sarà possibile donare medicinali in farmacia a chi si trova in condizioni di povertà sanitaria. Tornano le giornate di raccolta del farmaco, 7 giorni per donare medicinali dal 4 al 10 febbraio. È la 25esima edizione promossa in tutta Italia dal Banco Farmaceutico. È un momento in cui è possibile per le persone che entrano in farmacia donare un farmaco a chi ne ha bisogno. È già, ripeto, quindi saranno dei volontari, soprattutto nella giornata di sabato 8, che chiedono ai cittadini di donare un farmaco spiegando anche dove vanno questi farmaci e a cosa servono. Ogni farmacia è associata a un ente, non è che vengono messi tutti su un deposito, ma un ente ha fatto una convenzione con un banco farmaceutico dicendo quali sono i farmaci poi che gli servono, principalmente dividendoli per categoria, antipiretici, analgesici o altri, insomma. E la farmacia ha queste indicazioni, quindi raccoglie i farmaci in base alle esigenze dell'ente. 16 gli enti assegnatari dei farmaci che partecipano in provincia di Vicenza, in collaborazione con 49 farmacie, quelle che hanno aderito all'iniziativa da Iberici e l'Altopiano. I farmaci raccolti verranno destinati alle persone in difficoltà economiche, indigenti che non possono fare fronte alle spese mediche. Sì, esatto, perché in questo momento c'è un gran bisogno, spesso le persone rinunciano a curarsi, devono decidere meglio tra il curarsi e il mangiare, e quindi in questo momento, come anche riprendeva il Papa nel suo discorso a Giornata Mondiale dei Poveri, è giusto che ci sia questa solidarietà e questo fatto qua, per cui in questo c'è questa possibilità, insomma, di aiutare queste persone. Previdenza e pensioni e boom di iscrizioni al fondo complementare dei Veneti Under 30, il record di solidarietà Veneto che chiude il 2024 con un patrimonio di 2,5 miliardi di euro. Avere una pensione di anzianità adeguata al costo della vita che si incontrerà nel momento di ingresso alla quiescenza. Come pensarci? Se l'è domandato 35 anni fa Solidarietà Veneto, Fondo Pensione Territoriale. Ha chiuso il 2024 con un incremento di 337 milioni, vale a dire un più 16,1%, per un patrimonio verso quota 2,5 miliardi di euro, registrando una crescita di associati dell'8,8% e raggiungendo quota 162.000 iscritti, di cui un aumento degli under 30 di quasi 113.000 unità negli ultimi 4 anni. Numeri record dopo l'orribilis asset finanziario del 2022, commenta Paolo Bizzotto, il presidente. Abbiamo un dato migliore rispetto alla media nazionale, quindi con un'età media molto bassa, 44 anni rispetto ai 47 del dato nazionale, quindi i giovani contribuiscono sia alla vita del fondo ma anche nell'aderire appunto e credere in questo tipo di progetto. Difficile spesso per i giovani appena approcciatisi al lavoro capire come orientarsi nel mondo dei fondi di previdenza complementare. Lo slogan che utilizziamo di solito quando incontriamo i giovani è versa poco ma per tanto tempo, quindi nessuno ti tirerà per la giacchetta. Risparmiare soldi grazie anche a una minore tassazione fiscale possibile, sebbene in modo differente, pure per coloro che si trovano a pochi anni dalla pensione e che hanno lasciato al momento infruttifero il TFR finora accumulato. I vantaggi della previdenza complementare, soprattutto per un lavoratore dipendente, sono due sostanzialmente. Il contributo dell'azienda, del quale beneficio se mi iscrivo a un fondo negoziale, un fondo che deriva dalla contrattazione, e la fiscalità agevolata. Tema questo dell'educazione previdenziale e finanziaria che a breve entrerà in modo strutturato tra i banchi di
scuola degli istituti superiori, grazie anche al welfare integrato della Regione del Veneto. E adesso parliamo di due iniziative volte a migliorare e potenziare l'offerta turistica presentate da DMO Dolomiti Bellunesi. K-Tips è il progetto di turismo digitale presentato da DMO Dolomiti Bellunesi all'insegna dell'Esplora, Vivi e Condividi. Quando il turista arriverà da noi potrà scaricare nel proprio cellulare questa web app che permetterà appunto al turista di poter verificare quotidianamente cosa c'è da fare, quali sono gli eventi, quali sono le esperienze a disposizione, cosa fare nelle giornate appunto odierne e poter in quel caso decidere e crearsi una propria wish list all'interno della quale può decidere di mettere eventi, esperienze o anche appunto scegliere un ristorante particolare dove cenare. Lo scopo è però anche far sì che possano essere sempre di più i turisti interessati alle Dolomiti Bellunesi. E a questo proposito è stato organizzato un appuntamento specifico per il prossimo weekend con l'intenzione di portare compagnie aeree che operano con il Nord America e il Medio Oriente a prolungare il loro periodo di operatività verso il Marco Polo di Venezia e quindi le montagne venete. L'obiettivo di questo fan trip che viene organizzato il prossimo fine settimana è proprio quello di far vedere a questi manager di queste principali compagnie aeree le possibilità del nostro territorio, le attività che si possono fare durante i 12 mesi dell'anno e quindi far comprendere loro che è una destinazione per 365 giorni l'anno. Due iniziative importanti per DMO Dolomiti Bellunesi che permettono anche di fare un primo bilancio. Abbiamo lavorato tutto l'anno per portare questi primi risultati oggi che ci permettono di uscire con alcune operazioni di valore per il territorio, in particolare tutto il sistema digitale che stiamo implementando è per noi un tema molto importante che ci porterà ad essere molto competitivi sul territorio anche in vista delle Olimpiadi. Poi ci stiamo strutturando per lavorare sul tema dei prodotti insieme ai territori, ai consorzi, a tutti i nostri soci e iniziamo a pensare così a quello che è il sistema di promo commercializzazione della nostra destinazione. Sullo sfondo la polemica innescata dall'amministrazione di Cortina d'Ampezzo che in DMO si cerca in ogni modo di smorzare, anche promuovendo un tavolo tecnico cui sedersi per discutere ogni cosa. Il comune di Cortina d'Ampezzo è un socio della DMO Dolomiti Bellunesi, vogliamo costruire una relazione con loro costruttiva e di strategia condivisa. Ci rendiamo conto che Cortina d'Ampezzo è un territorio, una destinazione che ha delle caratteristiche peculiari. Per questo motivo nelle macro aree, le 5 macro aree di destinazione che noi abbiamo classificato, il comune di Cortina d'Ampezzo rappresenta un'area a sé stante. Il grande calcio europeo torna sulle reti media nord-est stasera e domani in diretta e in esclusiva su Antenna 3 la Coppa del Rey, la Coppa di Spagna, lo storico trofeo arrivato alla 122esima edizione e che dà al vincitore l'accesso diretto all'Europa League, mette una di fronte all'altra le principali compagini di Spagna. Questa sera su Antenna 3 a partire dalle 21 la sfida tutta madrilena tra Leganés e Real Madrid. Domani sera questa volta alle 21:30 il duello tra Valencia e Barcellona. Chi se la giudicherà andrà a sfidare in semifinale la vincente tra Real Sociedad e Osasuna, mentre chi riuscirà a prevalere tra Leganés e Real Madrid si ritroverà di fronte la vincente tra Atletico Madrid e Getafe. Due match da non perdere su Antenna 3 questa sera alle 21, ve lo ricordo, Leganés e Real Madrid, e domani alle 21:30 Valencia-Barcellona, la Coppa del Rey ancora una volta in diretta e in esclusiva sulle reti media nord-est. Con questa notizia noi ci fermiamo, ora la sigla, le previsioni del tempo e poi come ogni mercoledì l'approfondimento con la CGIL, parleremo della campagna di disoccupazione in agricoltura perché manca ormai davvero poco per la scadenza dei termini e lo faremo insieme a Paolo Casanova del Fly Treviso e a Martina Lorenzon di Inca Treviso. È davvero tutto e allora previsioni del tempo e poi l'approfondimento con la CGIL. Grazie ancora per essere stati con noi, grazie regia ad Alessandro Granziera e a Francesca Pezzo.